Un'estate senza mascherine smorza gli entusiasmi Saverio Parisi, infettivologo e docente ordinario di malattie infettive tropicali dell'Università di Padova. Dire che ehm, siamo a posto perché la differenza rispetto all'anno scorso, oltre al bel tempo, che sta giocando un ruolo fondamentale come ha avuto l'anno scorso, abbiamo anche la vaccinazione con meno di un quarto della popolazione vaccinabile ancora vaccinata, mi sembra veramente presto. Quindi tutte queste polemiche sulle mascherine mi sembrano ridicole. E io non delego alla sensibilità degli altri la sicurezza di tutti. Parisi sta conducendo con Renzo Scargiante, direttore di malattie infettive a Belluno, e due virologi dell'Università di Siena, uno studio sull'immunità da Covid, testando 41 operatori sanitari che hanno avuto la malattia in modo lieve. L'immunità naturale dura una media di 313 giorni, 10 mesi, ha accertato lo studio. Il vaccino in qualche modo la potenzia. La risposta dopo la seconda dose di vaccino, il vaccino utilizzato sugli operatori sanitari a gennaio, era una risposta molto, molto più consistente di quella, nei normali, me per esempio, che non avevo avuto l'infezione precedentemente, anche nei soggetti che non avevano anticorpi misurabili dopo 10 mesi. 126.000 morti da Covid in Italia da inizio pandemia, il problema maggiore restano le varianti e intanto un ulteriore aiuto potrebbe arrivare dalla terza dose di vaccino. Un'eventuale terza dose è molto, molto utile per rinfrescare la memoria, soprattutto per ristimolare quelle cellule che poi dovranno produrre, se si troveranno di fronte di nuovo all'agente infettante, dovranno produrre una risposta molto rapida.